Per l'occhiello direi una radioterapia di eccellenza. Io ringrazio il dottor Ferrarese, Fabio, il nostro direttore, e tutto il suo gruppo e la sua equipe, perché stanno facendo un grandissimo lavoro, 34.000, quasi 35.000 prestazioni all'anno, una radioterapia numero uno direi a livello veneto, che grazie anche ai nuovi locali e alle tecnologie diamo sicurezza al paziente, meno dosi di radiazioni di raggi X e soprattutto comfort, che è quello che noi vogliamo, perché significa umanizzazione. Anche una sala d'aspetto incredibilmente Una sala d'aspetto bella, che ringrazio sempre ovviamente la famiglia Carron per aver donato l'arredo di questo, ma soprattutto un comfort in generale dappertutto, quindi una persona arriva qua e si sente veramente preso in carico, cioè come fosse in famiglia. E quindi questo aiuta a superare tante cose. In fatto di tempistiche, l'operazione quanto ha richiesto? Fatto di tempistiche abbiamo avuto, come sapete, un po' di problemi legati ovviamente all'edificio 29, il trasferimento, e questo è durato circa 6 mesi barra un anno, il trasferimento sia delle macchine che la sistemazione dei locali. Come investimento, può ricordare? Investimento diciamo intorno ai 5 milioni di euro, e chiaramente, ma quello che conta è che questo riguarda solo ovviamente le macchine. Dopo l'investimento dei locali eccetera andiamo oltre i 10 milioni di euro. direttore, al di là di